Buonasera a tutti e benvenuti a Geraci Siculo, ritorno di Coppa tra Super Giovane Castelbuono e Geraci, voce da Giuseppe La Russa. In campo oggi si affrontano due squadre che si conoscono molto bene, dato anche la piccola distanza chilometrica, ma due squadre che sono totalmente cambiate, due squadre che devono dire la loro in questo campionato. Ecco che stanno per entrare le compagini in campo, accompagnate dalla terna arbitrale che oggi è formata dal trittico palermitano formato dall'arbitro Arena della sezione appunto di Palermo. Gli assistenti sono Smiraglia e Vitale, il giovane Castelbuono che in settimana ha ufficializzato un nuovo acquisto che corrisponde al nome di Felipe Mendes Ferrarese, che la scorsa settimana giocava al Geraci, questa settimana invece alla Super Giovane Castelbuono. Non è stato convocato, non è tra i 20 che scenderanno sia in campo sia in panchina, però dato la stretta di mano tra i due capitani Fagone e Coco. Ricordiamo Fagone classe 84, Coco classe 2006, addirittura 22 anni di differenza. Il Geraci ha dato una grossa responsabilità oggi a Bartolò Coco, che è delle Madonie, territorio madonita, quindi conosce molto bene come si ci prepara a queste sfide. C'è tanto veramente da vedere oggi in questa sfida importante per la Super Giovane Castelbuono.
importante anche per il Geraci, che parte però svantaggiato rispetto all'andata. 3-0 per la Super Giovane Castelbuono all'andata, con le reti da parte di Torres, l'autogol di Ferrarese e il terzo gol poi di Pennisi. Ha fatto una partita sontuosa. Intanto il minuto di silenzio. Adinito i giocatori a centrocampo. Il minuto di silenzio che parte in questo istante. Sarà il Geraci a battere il calcio d'inizio, erro, e poi si darà il via alla seconda partita ufficiale di questa stagione. Ricordiamo, la prossima settimana sono stati sorteggiati i calendari, il 31 agosto la Giovane Castelbuono sarà impegnata nel campo del Fulgatore. È iniziata Super Giovane Castelbuono contro Geraci. Il calcio di punizione. Subito dato prima indicazione da parte di Bognanni, rimane per ora in la sua panchina Mirto. Il lancio lungo provato da Soares, palla in ballo laterale a battere Cocco. Prova a recuperare adesso il pallone Pappalardo, che manda in profondità per Torres. L'arbitro dà vantaggio, allontanato quel pallone da Valor. Poi Grandis riesce ad evitare il fallo laterale, ma viene messo un po' in difficoltà. E il Geraci a fare la sua prima pallone. Attenzione, là dentro verso Torres, allontanato Arenoso, alla verso Torres. C'è la rimessa per la Super Giovane Castelbuono. Subito il primo pallone per Torres, che qui ha avuto un gran controllo palla. Torres sbaglia Beiecco, recupera il Geraci. Arenoso. Belecco. Deve andare qui Garofalo, che perde però il pallone, poi deve intervenire qui Pappalardo. C'è un fallo, c'è il fallo da parte di Soares, c'è calcio di punizione per la Super Giovane Castelbuono. Ecco, questi movimenti da parte di Torres sono determinanti, perché la Super Giovane Castelbuono non ne può fare a meno. I movimenti di sponda da parte dell'attaccante argentino, che ha già battuto, attenzione, regolare, e la parata da parte di Macaluso era buona.
l'arbitro non aveva firmato minimamente Torres, è stato bravo Macaluso, tanto si arrabbia per la tempestività. Che di fatto non è arrivato. Parte Reynoso, dicevamo sì, e era arrabbiato Iannotti, messa laterale a Reynoso, palla dentro verso Belecco che non riesce nel controllo, c'è la rimessa dal fondo per il Geraci. E Macaluso prima con un grande intervento ha risposto a Torres. Adesso andrà a rilancio il portiere, questo anno al Città di Casteldaccia, poi ritornato al Geraci. Grande intervento prima. Oggi al posto di Barbagallo, tanto arriva Torres. Visto un fuorigioco l'arbitro di Torres, nato qui sotto la nostra postazione, prova a giocarla il Geraci, pane bianco, poi Gonzales, il pallone svirgola via per Belecco, poi prova ad impostare Taormina da dietro, arriva Reynoso, cerca il fraseggio, pallone per Grandis mette il pallone in mezzo, allontanato Grandis con uno stop di petto, non protesta Grandis su questo tocco che poteva essere veramente pericoloso da parte di Soares. In profondità dove non può arrivare pane bianco, c'è la rimessa Torres prova a girarsi, Gonzales in pressione, poi prova a giocarla qui Belecco, tutto buono. Pennisi un po' in difficoltà adesso, la super giovane nel disimpegno, in a cercare pane bianco, il colpo di testa che si perde in fallo laterale, la super giovane Castelbuono che può ripartire da suo difensore di riferimento Mazzola, che adesso va a cercare Pennisi. Certo è che il giovane deve fare tesoro di questi movimenti. Tanto c'è un fallo di mano, calcio di punizione. Geraci che è partito aggressivo come la scorsa volta, vedremo. Tanto due cambi di formazione il Geraci. C'è calcio di punizione, fischia l'arbitro, parte Iannotti, palla che si perde sul fondo, nessun problema per Fagone e andrà quindi al rilancio. Dicevamo prima la tenera età da parte di Bartolo Coco, 2006, che oggi scrive un po' la storia, essendo il capitano under del Geraci, uno dei ragazzi che è rimasto alla corte di Mister Mirto. Reynoso batte subito alla rimessa laterale a cercare Torres, che ha messo in difficoltà
Soares che deve allontanare in in calcio d'angolo, andrà a battere adesso Arenoso. E attenzione ai blocchi, parte Arenoso, palla arretrata verso Torres, poi conclusione per Tippondo. Farmina è andato a calciare, palla che si perde alta sopra gli spalti del Santissima Trinità di Geraci Siculo. Abbiamo 3 cambi per i Geraci oggi rispetto alla formazione che è scesa in campo domenica scorsa. Non c'è Barbagallo, c'è Macaluso, poi Sapienza e Iannotti. La settimana invece giocavano Andrade e il nuovo acquisto della super giovane Castelbuono, però Mendes. Palla per Grandis che prova ad arrivarci, non evita però il fallo laterale. Comunque sta ad apprezzare la generosità da parte di Laureano Grandis, che ha giocato al Boca Junior B. Brutto fallo qui da parte di Pappalardo, non è d'accordo. Infatti è furioso contro l'arbitro, va a Belecco anche a chiedere spiegazioni. Il giovane Castelbuono la scorsa settimana ha dovuto rinunciare a Marrone, è stato espulso. Conclusione deviata, c'è calcio d'angolo per i Geraci. Salgono i blocchi, c'è Speranza che va a calcio d'angolo. Attenzione, perché questa può essere una buona opportunità per i Geraci, che ha 2 saltatori. Soares parte il calcio d'angolo, palla allontanata, insiste Gonzales, scambia con Coco, Lopizzo, poi il pallone per Iannotti, grande 1-2, palla dentro, 1-0 Geraci. La deviazione vincente da parte di Gonzales, super giovane Castelbuono 0, Geraci 1. Il vantaggio del Geraci che passa avanti con Gonzales. E adesso mancano 2 gol al Geraci per poter sperare in una possibile rimonta. È fatta sorprendere la super giovane Castelbuono. Questo è il primo gol subito dell'era Bognanni e l'ha segnato proprio il Geraci, la squadra che Bognanni ha allenato in eccellenza, ha portato al 7° posto. Attenzione Torres, c'è calcio d'angolo per la super giovane che deve reagire all'1-0.
a battere Arenoso. Parte il calcio d'angolo, il pallone arretrato, trasmissione altissima per i Franchelli. A battere la rimessa dal fondo a Caluso. Da rilancio il portiere del Geraci. Colpo di testa, allontanata. Può riproporre Geraci con Lopizzo. Iannotti, palla recuperata dalla super giovane, poi c'è fallo. E va subito battuto la super giovane Castelbuono. Pennisi, Arenoso, verso Franchelli che non riesce nel controllo. C'è la rimessa laterale anzi la rimessa dal fondo per il Geraci. Sono passati solo 15 minuti, il Geraci è già in vantaggio con la zampata da parte di Gonzales. La rilancio Macaluso. Calcio di punizione, l'arbitro chiama alla calma. Ragazzi, partita nervosa, lo 1-0. Andrà a battere Iannotti. Questo calcio di punizione. Vediamo che gli altri canali sportivi potete assistere altre due gare di Coppa, San Giorgio Piana e Cus Palermo. Intanto qui se ne va con una grande giocata Garofalo, palla per Torres che può andare a cercare la grande giocata da parte di Belecco, il pallone sul secondo palo, Torres! El Migio! Santiago Torres! Ha pareggiato la super giovane Castelbuono, grande assist di Franchelli, non era in posizione di corriggere Torres, abbiamo giudicato regolare la posizione e il pareggio di Santiago Torres. La garra Charrua, sempre Torres risponde ad un altro argentino, Gonzales. È una partita bellissima, 3 gol adesso servono a Geraci, non si può andare più ai supplementari, questa perché non si può ricopiare il risultato dell'andata. C'è stato un fuorigioco segnalato, l'assist da parte di Franchelli e del Migno Torres trova il gol dell'1-1. Tutto questo al 17esimo. Pino, non dire che ancora è giunta, Pino! Non dire! Battere Fagone. Ancora! Il tacco meraviglioso! Franchelli
Può andare ad accentrarsi Franchelli, ritarda, poi mette il pallone verso Grandis, anzi verso Arenoso, era più alto, anzi verso Belecco, scusate. C'è il calcio di punizione adesso per un fallo fatto dallo stesso Belecco da battere Macaluso. Di testa Vennisi, palla in profondità, cercare Torres, esce Macaluso, attenzione, e arriva un giallo per Macaluso, ma qui è veramente arrischiato tanto. Secondo il regolamento, se il giocatore cade in posizione centrale, fuori area è rosso, ma in questo caso il giocatore è caduto dentro l'area di rigore, e questo è dentro, guardate, fuori, però in posizione più esterna, e questo ha convinto l'arbitro ad ammonire Macaluso. Ma la grande sgambata di Torres serve a questa squadra, serve come l'acqua, serve come perché Torres è un grandissimo giocatore, un giocatore fuori dal comune, che può creare pericoli con la sua velocità. Da battere il calcio di punizione adesso Arenoso, sempre con il suo mancino patato, si chiama giocatori Arena, parte Arenoso, si perde direttamente sul fondo, ha coperto molto bene il Geraci. Arenoso poteva calibrare meglio la sua conclusione. Franchelli, impressione su Coco, gliela ruba Belecco, poi c'è la rimessa per la super giovane da battere Grandis. Il pallone a cercare Torres, di sponda, cade a terra, alla che si perde poi Grandis. Torres in posizione più esterna, Torres aveva fischiato un fuorigioco l'arbitro, altrimenti sarebbe stato calcio di rigore dalla super giovane. Fatto sta che da qualche minuto il nome Torres è salito di tendenza. Ed è questo l'attaccante che la super giovane Castelbuono ha preso, ha acquistato, che vuole tenerselo stretto. Attenzione, c'è uno scivolone, palla in attacco, sarà calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Da battere Fagone, Grandis, alla prova tira di Grandis, sorvola tutto lo specchio del rigore, si perde sul fondo. Grandis lo si ricorda, i suoi assist contro il suo assist contro il Geraci proprio nella prima partita scorsa settimana. È sicuramente un giocatore, farà diversi assist quest'anno, con una grande visione di gioco
ed è la prima volta che disputa delle stagioni, una stagione in un campionato italiano, un campionato europeo. Lo scorso giocava al Barcellona, al Buenos Aires B, Boca Junior B, la seconda squadra di Boca Junior. Una volta che tu gli chiedi come gestirai le partite in trasferta, come gestirai la pressione, lui ti dirà: ma queste cose non sono nulla per me, visto che in Argentina il tifo è molto molto più rimbombante rispetto a qui in Europa. Non gli si può dare torto, lo conosciamo molto bene l'attaccamento che c'è nell'America Latina verso il calcio. Il calcio come una medicina, se la prendi ti va a stare bene. Battere Garofalo. Ricordo inoltre di andare a seguire sugli altri canali anche le due gare live fra San Giorgio Piana e Cus Palermo, Chinnici contro Zappaviglia, prima sempre di Coppa, all'andata 1-1, e Fulgatore Accademia Trapani all'andata 2-0 per il Fulgatore. Prossima avversaria del Giulio Giovane Castelbuono, prima partita di campionato, il pallone verso Belecco che non ci ha creduto. Infatti si dispera. Attaccante argentino, è stato Torres, deve stare anche attento perché tanto rimane a terra. Torres, ma l'azione prosegue. Adesso Pane Bianco deve allontanare in fallo laterale. A stringerarsi le condizioni dell'attaccante argentino Arena. Certo è che Torres in parecchie occasioni è entrato con delle scivolate, deve evitare perché è diffidato, quindi prossima gara, qualora dovesse prendere una munizione oggi sarebbe squalificato. Mazzola, un grande anticipo, non è recuperato da Geraci, poi Valor sotto la nostra postazione, c'è la rimessa laterale per il Geraci con Pablo Valor qui a cercare il doppio passo, è stato fermato, rimane a terra intanto Mazzola. Approfitto per ricordarvi quanto il calcio sia importante nelle nostre comunità, per il nostro paese, per la nostra nazione. Dovrebbe essere uno sport praticato con più rispetto, con più a volte questo manca, purtroppo si perde la vera essenza di questi sport. Valor stato a bordo campo, Mazzola super giovane momentaneamente in 10. Tocco palla verso Torres, Franchelli si intrufola, calcio di punizione, il fallo commesso da Gonzales. Belecco, che si allontana, batterà Arenoso. Ed arriva Arenoso lo scorso anno alla Sant'Angiolese,
Palla in profondità a cercare Torres, grande anticipo da parte di Coco, e quindi può ripartire Speranza, grande anticipo ancora di Arenoso che è ritornato, ha fatto 40 metri ed è riuscito a fermare l'avanzata da parte di Speranza che poteva essere pericoloso. Lo pizzò. Lo scambio, attenzione, non si intende Bonanno, palla per Torres, Torres può andare alla conclusione, palla ribattuta, c'è ancora la possibilità per Pappalardo, ma con il pallone proprio da cercare Iannotti e arriva il giallo per Pappalardo, che non era diffidato, la scorsa settimana non ha giocato. Non lo so. Pane bianco che si allontana e andrà a battere Iannotti. Calcio di punizione per i Geraci, in barriera Belecco e Franchelli. Parte Iannotti, colpo di testa sul fondo. Abbiamo Belecco, due esperienze questo anno al Gela fino a dicembre, poi al Mazzarrone, squadra dove ha militato Salvatore Fagone prima di trasferirsi alla Super Giovane Castelbuono. Mazzarrone, ricordiamo che quest'anno giocherà nel campionato di eccellenza nel girone B, e per questioni chilometriche era una meta più vicina a Fagone, visto che il portiere stesso arriva dalla zona di Catania, tristemente da Palagonia. Attenzione, si apre un varco, c'è Iannotti potrebbe anche accentrarsi, viene fermato da Pazzola, poi il pallone allontanato da Arenoso. I Geraci si accontentano nella rimessa laterale. Palo Sono giovane che forse ha sottovalutato un po' il Geraci nei primi minuti, alla prima opportunità una palla sporca ha permesso ai giocatori matoniti di andare in vantaggio. Il possesso palla da parte di Franchelli, si butta dentro Torres che va a cercare fuori, soluzione regolare, Macaluso, strepitoso Macaluso. Il titolo sulle giovane Castelbuono, Mazzola va addirittura alla conclusione, Macaluso, strepitoso il portiere del Geraci, era tutto buono. Torres che ha avuto l'opportunità del 2-1, la grande parata però da parte di Macaluso non ha permesso al giocatore argentino di fare doppietta, perché c'è calcio di punizione. (32esimo) 1-1 la Super Giovane Castelbuono e Geraci. L'arbitro a parte il calcio di punizione, colpo di testa, c'è un po' di gioco di Belecco che rimane però a terra. E lo staff medico del giovane Castelbuono, capitanato Salvatore Mineo, interviene prontamente, ma l'arbitro non gli dà accenno di entrare in campo perché il giocatore sta bene, può riprendere a giocare.
Macaluso, vediamo che il Geraci, servono 3 gol, una montagna da scalare per i ragazzi di Mister Mir. C'è la rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, Gonzales. Alla recuperata dalla super giovane che può partire contropiede, il lancio verso la porta da parte di Belecco che ha il comparto. Da lì era quasi impossibile segnare. Recupera Macaluso, Belecco forse ci abituerà a queste giocate del singolo, possono essere anche predominanti. Parte la messa laterale, palla allontanata, Belecco, poi il pallone che viene recuperato da Fagone. Questo è cross da parte di Coco. Adesso Gonzales per andare all'argentino. Iannotti c'è fallo, c'è di direzione. Si va a lamentare Pappalardo per il troppo permissivismo dell'arbitro. Calcio di punizione. Siamo giunti al 35esimo, 1-1. Marcatura tutta argentina. Gonzales per il Geraci e parte il calcio di punizione, palla ribattuta subito, c'è ancora possibilità. Allontanato il pallone Valor, attenzione perché è rimasto ultimo uomo, gira verso Coco, pressione Bonanno, poi Coco, Cardini, tante giocate, pallone in mezzo, c'è il calcio d'angolo per i Geraci. Parte Speranza alla bandierina, palla arretrata, colpo di testa e poi conclusione, la parata di Fagone. Grande risposta da parte di Fagone su questa conclusione ravvicinata di Lopizzo. È stato determinante il portiere della super giovane Castelbuono perché la conclusione era veramente ben angolata. Occasione per il Geraci che adesso va a battere il calcio d'angolo con Iannotti. Parte lo Spiovete, colpo di testa da allontanare, soffre la super giovane Castelbuono, c'è nuovamente corner per il Geraci, nuovamente Speranza del calcio d'angolo. Parte lo Spiovete, colpo di testa, la palla che si spegne sul palo, poi il gol del Geraci, Lopizzo ci ha riprovato e ha trovato il gol. Geraci in vantaggio, il colpo di testa da parte di Lopizzo. Cambia nuovamente il parziale. Geraci avanti al 37esimo, 2-1. Lopizzo di testa, insacca.
Arenoso subito sulla fascia a cercare Garofalo. Adesso mancano 2 gol al Geraci per poter passare direttamente al turno. Attenzione, pallone per Torres. Torres mette il pallone in mezzo, non c'era nessuno per raccogliere il passaggio, c'è la chiusura in calcio d'angolo. Picoco andrà a battere adesso il calcio d'angolo Arenoso, sempre con suo piede mancino. Da parte dell'Arenoso staccarsi Mazzola dalla marcatura di Mane Bianco. Questa laterale per Arenoso, colpo di testa da allontanare, poi Franchelli. Arenoso, c'è il calcio d'angolo e la super giovane Castelbuono al 37esimo ha colpito Lopizzo di testa. Geragese di nascita Lopizzo, fatto nelle primavere del Palermo e del Trapani. Fatto spiovente il colpo di testa con l'allontanata Torres, prova a riproporre, non riesce però a saltare Gonzales e quindi può ripartire. Il Geraci si distende adesso, Iannotti, grande recupero, poi insiste sull'altra versante Bonanno, è rimasto a terra però Iannotti. Cambia Valor con Gonzales e cerca di Valor su Appalano. Queste cose da sistemare del mister Bognanni, ripresa quantomeno mantenere alta la concentrazione, perché se non mantieni la concentrazione puoi prendere 2 gol che possono esserti fatali per non passare il turno, ed è pur vero. Con 2 gol, attenzione, Iannotti, calcio d'angolo per il Geraci, l'ottima copertura da parte di Mazzola, che però deve concedere il tiro dalla bandierina per il Geraci, che è stato pericoloso prima con il colpo di testa da parte di Lopizzo, che ha trovato l'attuale 2-1 per la formazione blaugrana. Lo spiovente, colpo di testa allontanato, c'è ancora possibilità per Iannotti, palla che si perde alta sopra la traversa. Siamo al 42esimo, siamo 2-1 per il Geraci, che ha trovato il vantaggio al 37esimo con Lopizzo, colpo di testa vincente del giocatore geracese, classe 2006. Azione Arenoso per andare in profondità, rischia qualcosa qui la Giorgione. Geraci poco recupera e gira verso Macaluso, determinante in 2 occasioni.
Intanto Garofalo, non è bello il controllo, però Garofalo tiene palla, poi se la fa sottrarre però da un ottimo, allora Pane Bianco, Gonzales, la sfida argentina, per il momento all'Amice Gonzales, su Belecco, Speranza, in profondità Pennisi, manda in profondità Torres, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ora sono andato il paese il direttore Pesare in profondità allontanata da Mazzola, 44, l'arbitro si pronuncerà per il recupero. Macaluso, Coco, vengono dietro Coco, Cardin e Soares. Cardin in profondità, fallo da parte di Arenoso, c'è un contrasto, qui l'arbitro va subito a richiamare Cardin. Arenoso invita anche la calma Gonzales, più esperto, sicuramente più a conoscenza di questo evento, che può infuocarsi da un momento all'altro, specialmente quando le squadre sono in stallo, in bilico tra un risultato e un altro. Siamo giunti al 45esimo. Un minuto di recupero. Si andrà a riposo al 46esimo. C'è una buona opportunità però per Speranza, che potrebbe anche andare in porta da lì. Va invece al tocco morbido, colpo di testa da allontanare, poi Torres. Dietro Valor, in profondità Coco. Ecco che va Pane Bianco a puntare Mazzola, poi Pennisi allontana. Un fallo laterale. Fatto male intanto Valor. È finito il primo tempo. Sarà l'ultima azione. Torres, Garofalo, finisce il primo tempo del Super Giovane Castelbuono Geraci. Il risultato è di 2-1 per il Geraci. Breve pausa e poi ritorniamo qui sempre su Sport Isili. È sempre più difficile rifare quello che hai fatto di bello l'anno precedente, quindi l'obiettivo è sicuramente questo, l'obiettivo è quello di farlo con meno patemi d'animo rispetto a quello che abbiamo fatto lo scorso anno, e sapendo che è un campionato difficile, perché l'eccellenza è un campionato difficile dove non ci sono partite scontate, e quindi soltanto col lavoro e con la perseveranza penso che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Si riparte da quelle che sono le certezze di questo Casteldaccia, il fatto che si sta bene, che è una società sana, che fa stare bene i propri giocatori, che fa stare bene il proprio staff tecnico, e quindi sì, si riparte dalle certezze, più qualche giocatore di categoria che è arrivato e che ci può dare una mano, e la solita vitalità, la solita voglia di fare bene e di sorprendere questo campionato, perché ripeto, è sempre un campionato avvincente. Ma dal Casteldaccio io mi aspetto che ogni partita venda cara la pelle per cercare di fare il massimo
per cercare di raggiungere il più velocemente possibile la salvezza, e poi chissà. Del campionato mi aspetto quello che si aspettano tutti, ovvero Nissa e Favara su tutte, ma tante squadre organizzate, dall'Athletic Club, dall'Oesciacca, dal Misilmeri stesso, per cercare di fare il salto di categoria. Ma ripeto, l'eccellenza è sempre un campionato molto equilibrato, quindi la sorpresa è dietro l'angolo, c'è il Mazzara, l'ex mazzarese, quindi vediamo quello che riserveranno le prime giornate per poi capire un po' l'andamento. La vittoria è sempre una buona cosa quando una squadra vince, siamo tutti contenti, ma è normale che veniamo da un periodo di precampionato, perciò c'è anche un po' di pesantezza sulle gambe e dobbiamo lavorare su alcuni punti per arrivare proprio, diciamo che adesso posso dire che i miei ragazzi sono al 70%, sono contentissimo per la vittoria che hanno fatto e che hanno rimontato un 2-1. Perdevamo 2-1, perciò sicuramente vincere 3-2 significa che i ragazzi caratterialmente ci sono e questo è fondamentale. È normale che, diciamo, per noi la stagione deve essere importante, ci aspettano tutti, perché è normale che l'anno scorso, avendo fatto una finale di playoff, è normale che non ci possiamo nascondere. Certamente mettendo sempre dei valori che abbiamo sempre messo l'anno scorso, che è l'umiltà, la voglia e la grinta, sicuramente dovremmo fare questo campionato per cercare di vincere, mai di arrivare playoff. Però se non mettiamo queste componenti sicuramente saremo una squadra mediocre, perciò i miei ragazzi sanno benissimo che dobbiamo lavorare bene per arrivare a un traguardo. Sicuramente siamo al 70%, è normale che oggi ci sono state delle frazioni di gioco fatte per bene dalla squadra e la cosa importante è stata questa, che per me è fondamentale recuperare un 2-1 che insomma non era facile con il caldo che c'era, perciò questo è di buon auspicio, perché significa che i miei ragazzi caratterialmente ci sono ed questo è fondamentale per affrontare un campionato. Siamo un ottimo gruppo, i ragazzi che sono arrivati grazie alla società hanno rinforzato per bene questo gruppo, perciò dobbiamo solo lavorare. Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che il Geraci era una buona squadra ed è una buona squadra costituita da ottimi elementi. Però i ragazzi stanno lavorando bene, abbiamo fatto un buon precampionato, la squadra lavora su tutti i punti di vista, sotto tutti i principi e hanno fatto davvero bene. Il primo tempo lottato su ogni pallone, poi il secondo tempo siamo rimasti in 10 e là è uscito ancora di più il carattere della squadra. Abbiamo fatto il secondo gol, il terzo gol e fino all'ultimo secondo non abbiamo mollato e questo è una cosa importante, perché i ragazzi dimostrano di essere uniti, di essere compatti. Ancora il passaggio del turno non è completato, sappiamo che al ritorno saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva e noi ci faremo trovare pronti per cercare di superare il turno e cercare di prepararci al meglio per il campionato. Santiago Torres per noi è un elemento importante, sappiamo che è un attaccante di alto livello, ma insieme a lui anche tutta la squadra, cioè abbiamo degli ottimi difensori, centrocampisti, attaccanti. Nomi non ne faccio perché sarebbe come fare qualche errore, perché per me sono tutti uguali, lavorano tutti bene, cerchiamo di evidenziare le loro caratteristiche, le loro qualità e Santiago, per come giochiamo noi, è uno che ci può dare una grande mano. Detto questo, ripeto, faccio i complimenti a tutti i ragazzi, perché tutti, dal portiere fino alla prima punta, ma anche chi era in panchina, chi è stato in tribuna, chi non si è potuto mettere a disposizione per problemi burocratici legati ai tesseramenti, i ragazzi hanno tutti spinto la squadra verso l'unico obiettivo, che era quello di fare bene oggi. Ripeto, il passaggio del turno ancora non è completato, ci aspettano altri 95 minuti di partita, sappiamo che sarà difficile perché dobbiamo cercare di non prendere gol e i ragazzi lavoreranno bene questa settimana per farci trovare pronti. E colgo l'occasione anche per fare un saluto a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono, perché Castelbuono è una bella piazza, è una piazza che ci sta trattando bene, non ci fa mancare nulla e grandi meriti vanno anche alla società. La dirigenza è vicino alla squadra, non ci fa mancare nulla, è sempre costante, cerca di risolvere tutti i problemi e avere una società così fatta da bravissime persone che hanno voglia è una cosa per noi importante. E io dico di fare passo dopo passo, il nostro obiettivo unico e dichiarato è quello di salvarci. La società ci ha chiesto questo e abbiamo costruito una squadra per cercare di lottare per il nostro obiettivo. Io dico sempre ai ragazzi che poi tutto si decide partita dopo partita, se facciamo bene avremo sempre più fame.
Il nostro obiettivo è la salvezza, lavoreremo per questo e poi vediamo a stagione in corso quello che succede. Io qui ho moltissimi amici perché quell'anno a Geraci abbiamo fatto bene, anche loro erano neopromossi, io sono stato il loro allenatore, abbiamo fatto una grandissima stagione, siamo arrivati settimi a un punto dal sesto posto e 2 punti dal quinto posto. Abbiamo fatto tanti record, quell'anno è stato per me bello e importante, in cui ho conosciuto bellissime persone con cui ho buoni rapporti, però la mia testa ora è esclusivamente rivolta al bene del Super Giovane Castelbuono e farò di tutto io insieme al mio staff con cui lavoro molto bene, siamo tutti uniti, cercheremo di fare bene quest'anno per la città di Castelbuono. Meglio di così veramente non potevo iniziare, anche perché prima di tutto qua c'è venuto ragazzi che ha lavorato tanto questo mese prima di iniziare e questa partita è quella che stavamo aspettando. E certo, una persona sono contento perché ho fatto il gol, anche se ho sbagliato qualche cosa che io non sono contento perché ho avuto delle possibilità di puntare di difensori e ho sbagliato, però certo sono contento per aiutare la squadra per fare gol e contento per che un po' non ho giocato tanto per qualche problema e qua mi hanno dato molta fiducia, quindi sono contento anche per questo. Forse pensavamo che ci mettevano in difficoltà e meno male abbiamo fatto altri 2 gol e siamo tranquilli, però dobbiamo stare pure attenti perché loro sono una buona squadra e non ci possiamo rilassare, dobbiamo anche stare attenti e anche se giochiamo in casa dobbiamo una bella partita così anche pure per noi per migliorare sempre. Io l'ho detto pure ai ragazzi, lo diciamo sempre, noi dobbiamo testa bassa per pedalare perché qua ci sono ragazzi che hanno fame, abbiamo tutti fame. E certo, siamo una neopromossa che dobbiamo salvarci, però nel calcio non si sa mai, tutti sogniamo arrivare più alto e come abbiamo detto se daremo una guerra a tutti, ci possono vincere ma quelli che ci vinceranno dovranno sudare la maglia per forza. Dal primo giorno subito una bella accoglienza da parte pure della dirigenza, la gente nel paese subito ci ha accolto benissimo perché anche se siamo tanti da fuori siamo sempre là e sempre ci fermano per i ragazzi di Castelbuono che giocano quest'anno e anche ringraziamo questo e oggi si è visto che il pubblico era con noi e questo ci dà pure forza per giocare, per vincere pure le partite sicuramente. No, benissimo. Anche gli italiani, perché non c'è differenza, siamo un gruppo unito, sia gli argentini che pure gli italiani, quindi tutti benissimo, facciamo un gruppo di tutti ragazzi eccezionali. È sempre più difficile rifare quello che hai fatto di bello l'anno precedente, quindi l'obiettivo è sicuramente questo, l'obiettivo è quello di farlo con meno patemi d'animo rispetto a quello che abbiamo fatto lo scorso anno e sapendo che è un campionato difficile, perché l'eccellenza è un campionato difficile dove non ci sono partite scontate, quindi soltanto col lavoro e con la perseveranza penso che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Si riparte da quelle che sono le certezze di questo Casteldaccia, il fatto che si sta bene, che è una società sana, che fa stare bene i propri giocatori, che fa stare bene il proprio staff tecnico e quindi sì, si riparte dalle certezze, più qualche giocatore di categoria che è arrivato e che ci può dare una mano e la solita vitalità, la solita voglia di fare bene e di sorprendere questo campionato perché, ripeto, è sempre un campionato avvincente. Ma dal Casteldaccio io mi aspetto che ogni partita venda cara alla pelle per cercare di fare il massimo, per cercare di raggiungere il più velocemente possibile la salvezza e poi chissà. Del campionato mi aspetto quello che si aspettano tutti, ovvero Nissa e Favara su tutte, ma tante squadre organizzate, dall'Athletic Club, dall'Oesciacca, dal Misilmeri stesso, per cercare di fare il salto di categoria. Ma ripeto, l'eccellenza è sempre un campionato molto equilibrato, quindi la sorpresa è dietro l'angolo, c'è il Mazzara, l'ex mazzarese, quindi vediamo quello che riserveranno le prime giornate per poi capire un po' l'andamento. La vittoria è sempre una buona cosa quando una squadra vince, siamo tutti contenti, ma è normale che veniamo da un periodo di precampionato, perciò c'è anche un po' di pesantezza sulle gambe e dobbiamo lavorare su alcuni punti per arrivare proprio, diciamo che adesso posso dire che i miei ragazzi sono al 70%.
sono contentissimo per la vittoria che hanno fatto e che hanno rimontato un 2-1, perdevamo 2-1, perciò sicuramente vincere 3-2 significa che i ragazzi caratterialmente ci sono e questo è fondamentale. È normale che diciamo, per noi la stagione deve essere importante, ci aspettano tutti, perché è normale che l'anno scorso, avendo fatto una finale di playoff, è normale che non ci possiamo nascondere. E certamente mettendo sempre dei valori che abbiamo sempre messo l'anno scorso, che è l'umiltà, la voglia e la grinta, sicuramente dovremmo fare questo campionato per cercare di vincere, mai di arrivare ai playoff. Però se non mettiamo queste componenti sicuramente saremo una squadra mediocre, perciò i miei ragazzi sanno benissimo che dobbiamo lavorare bene per arrivare a un traguardo. Sicuramente siamo al 70%, è normale che oggi ci sono state delle frazioni di gioco fatte per bene dalla squadra e la cosa importante è stata questa, che per me è fondamentale recuperare un 2-1 che insomma non era facile con il caldo che c'era, perciò questo è di buon auspicio, perché significa che i miei ragazzi caratterialmente ci sono ed questo è fondamentale per affrontare un campionato. Siamo un ottimo gruppo, i ragazzi che sono arrivati grazie alla società hanno rinforzato per bene questo gruppo, perciò dobbiamo solo lavorare. Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che il Geraci era una buona squadra ed è una buona squadra costituita da ottimi elementi. Però i ragazzi stanno lavorando bene, abbiamo fatto un buon precampionato, la squadra lavora su tutti i punti di vista, sotto tutti i principi. Sta per iniziare il secondo tempo sul giovane Castelbuono Geraci. Il primo tempo 2-1 per il Geraci, la formazione blaugrana. E adesso il giovane Castelbuono che deve chiudersi, portare a casa la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza. C'è un cambio intanto per il Geraci, entra Albanese al posto di Coco, anzi no, Coco no, doveva giocare più centrocampo. Entra al posto di Valor, Manese al posto di Valor. È iniziato il secondo tempo. Un fallo laterale, rimessa per i Geraci, molta meno affluenza rispetto alla partita precedente. Qui c'è il fatto che forse entrambe le tifoserie davano già per scontato il risultato da Napoli, arrivano solo a casa, proprio l'euforia del momento, portato poi i tifosi a rimanere a casa. Attenzione, grande giocata da parte di Torres, poi meraviglioso il gol di Laureano Grandis, che sassata di Grandis, 2-2, la posizione inenarrabile, Laureano Grandis, ma che magia, ma che mago, la cugna del Castelbuono, Laureano Grandis.
quanto sono bravi quanto sono bravi, quanto sono bravi, quanta cazzimma danno. Laureano Grandis ha trovato il pareggio e adesso la super giovane Castelbuono ha riportato sulla retta via la gara. A Geraci servono 3 gol. Speranza prova la conclusione, Fagone blocca. Grandissimo gol da parte di Grandis. Ma Caluso non poteva arrivarci, la conclusione era veramente forte. Molti in tribuna esclamano che gol, perché è veramente così, è veramente come dicono Laureano Grandis, somiglianza particolare con il terzino sinistro del Siviglia, Marcos Acugna. Gioca appunto nel suo stesso ruolo. La bravura di questo ragazzo, di questo 98, intanto il Geraci prova nuovamente a riproporsi con Pane Bianco, palla in profondità a cercare Torres, è buona la posizione, Torres, Santiago Torres, ha segnato di nuovo il Vigno, è il Vigno Torres, 3-2, Santiago Torres l'ha voluto fare bello il gol, ha saltato Macaluso e ha messo il pallone nel 7. Posizione di partenza regolare, almeno dal giudizio da parte dell'assistente Santiago Torres. Terzo gol per lui in Coppa, il primo nella porta alla mia sinistra. Bonanno mette il pallone in mezzo, arretrato, poi Gonzales, Coco, ricomincia Gonzales a cercare sull'altra fascia, Albanese recupera la super giovane, Pappalardo ricomincia il contropiede, adesso deve fermarsi Belecco, vuole riprendere un po' di fiato, sbaglia il suggerimento verso Taormina e quindi il Geraci prova a riproporsi alle profondità, cercare nuovamente Albanese, su lui Grandis, Albanese va direttamente sul fondo, il suo traversone, 50esimo e la super giovane in 2 minuti ha trovato 2 gol. Intanto si alza anche la tifoseria della super giovane Castelbuono, accorsa qui a Geraci, ed è veramente un sacrificio per tutti questi tifosi fare 20 km ogni domenica per le partite in casa, fino a quando non sarà completato la ristrutturazione del comunale Luigi Failla d'Eraldo. Ricordiamo che in questi giorni dovrebbe essere installato il manto erboso. Torres va addirittura alla conclusione che si perde sul fondo. Albanese, anzi va a battere la rimessa laterale l'arbitro, intanto Macaluso, palla che si impenda e allora Torres prova ad andare a spalle alla porta, viene steso giù, si gioca Franchelli, conclusione, anzi aveva provato Pappalardo, palla che si perde alta sopra la traversa, c'è un cambio per anzi credo sia adesso il cambio, anzi no,
aveva indicato la panchina il direttore di gara. Santiago Torres e il Migno ha riportato per la prima volta in vantaggio la Super Giovane Castelbuono in questa partita difficilissima. Il Geraci è riuscito a sfruttare quelle due uniche palle inattive sono state determinanti, e poi la Super Giovane aveva pareggiato prima con Torres, poi 2-1 per il Geraci con il colpo di testa vincente da parte di Lopizzo che ha ingannato Fagone, e poi il 2-2 di Grandis, una sassata nel vero senso della parola. Laureano classe 98, ricordiamo, continuerà a crescere e la Super Giovane Castelbuono si toglierà delle belle soddisfazioni. Anche nello stesso comune di Castelbuono gli stessi castelbuonesi, intanto qui il pallone per Albanese, mette il pallone in mezzo, Mazzola, attenzione, c'è calcio di rigore, fallo di Fagone, fallo su Albanese, c'è calcio di rigore per il Geraci. Era andato Albanese a mettere il pallone in mezzo, Fagone aveva fatto il fallo, ha fatto fallo e però c'era stata la conclusione comunque di la palla allontanata da Mazzola. L'arbitro però ha giudicato falloso l'intervento da parte di Fagone che viene ammonito e c'è calcio di rigore per il Geraci. Momento cruciale della gara. Adesso il Geraci ha la possibilità di rimane a terra Albanese, entrato da poco. E adesso che si rialza, calcio di rigore Iannotti dal dischetto contro Fagone. Guardiamo che siamo al 55esimo, sono passati soltanto 10 minuti, fischia l'arbitro. Iannotti va alla rincorsa, aveva intuito Fagone, conclusione angolata di Iannotti, 3-3, pareggiato il Geraci. Non è bastato l'intuito da parte di Fagone. Al 55esimo il Geraci riporta la gara sulla parità, 6 gol in questa gara. Taormina, Arenoso, Pennisi, mancano 3 gol al Geraci per una possibile rimonta che sarebbe fatto più clamorosa. Grandis, e non oso immaginare come sarà il derby di campionato tra queste due squadre. Vediamo, la prima gara sarà Geraci, la seconda sarà Castelbuono, possibilmente nel nuovo impianto.
Questo che sarà nella seconda parte di campionato. Ottava giornata, Geraci Super Giovane Casalbuono, è dato il cambio albanese che lascia il posto a Konate. Sì, no, Albanese per ora si medica, quindi non c'è cambio in questo momento. Grandis di testa, colpo di testa da parte di Gonzales, Grandis, poi Franchelli, Grandis, Pappalardo può andare in profondità a cercare Grandis, l'ottima chiusura però da parte di Lopizzo, ha preso il posto, Lopizzo sulla fascia destra di Grandis, la testa potrebbe tenuto arrivo, Coco sterza, potrebbe anche calciare, Coco, conclusione deviata, la parata da parte di Fagone. Grandis, Arenoso, Pennisi, Mazzola a girare palla la Super Giovane Castelbuono, è questo che deve fare in questo preciso istante. Alla fine serve un 3 gol. Torres mette palla giù col petto, Torres scambia il pallone per colpo di testa da parte di Pappalardo, che si perde secondo il Belecco. Cambio nel Geraci, fuori Albanese, dentro Konate. Konate al posto di Albanese. Arenoso, Garofa, attenzione, opportunità per il Geraci, conclusione Fagone, grande intervento da parte di Fagone su Bonanno, si è accesa la gara, Bonanno, il doppio passo, la conclusione, Fagone arriva e gli dice di no, gli sbarra la strada il portiere catanese. C'è un cambio nella Super Giovane Castelbuono, Pardo, se non sbaglio, prendere il posto di Belecco, Giulio Pardo. Calcio d'angolo per il Geraci, un'altra grande opportunità per i ragazzi di Mister Mirto. Da questo calcio d'angolo andrà a battere Konate. Colpo di testa ad allontanare, poi Pane Bianco, Coco, scambio nuovamente con Pane Bianco che può mettere il pallone in mezzo, non arriva la deviazione da parte di Iannotti e la palla si perde sul fondo. Occasione per il Geraci, siamo al 61esimo, mancano 29 minuti al termine, mancano 29 minuti dove ci sarà del fuoco ardente per la fine di una gara spettacolare da queste due compagini. Alle probabilità cercare Torres, il pallone però è uscito sul lancio da parte di Arenoso. Non è d'accordo il centrale argentino.
sa che si deve battere la rimessa laterale con Ate. Palle proprio da cercare Torres. Se non c'era Lopizzo, Torres sarebbe andato in porta. E lì avrebbero goduto i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Parte il cross in mezzo sull'altro versante, c'era Conate che però non può arrivare. Rimessa dal fondo per il Geraci della Super Giovane Castelbuono. Pagone laterale a cercare Mazzola. Fallo di Mazzola, non c'è punizione. Subito a chiedere scusa Mazzola. Calcio di punizione per il Geraci. Fischia l'arbitro, parte la punizione. Pagone, anzi non c'è stata deviazione da parte del portiere sulla Giovane Castelbuono, quindi si ripartirà dalla rimessa dal fondo. Arenoso prova ad andare via con una grande maestria, palla per Franchelli, il tacco di Grandi, sta a cercare Pardo alle profondità. Pennisi, Pagone blocca. Arenoso, impressione Bonanno, rifiuta poi di andarci, quindi Mazzola. Sbaglia qui la misura del passaggio e quindi il Geraci prova a ripartire. Pallone in area di rigore, recuperato da Fagone. Cross di Pane Bianco. Grandi. Franchelli in fase di disimpegno, recupera Gonzales, insiste Geraci, palla per Speranza che va dentro a cercare l'inserimento da parte di Iannotti. Ottima la chiusura e la lettura da parte di Mazzola. Pardo in profondità con Ate. Adesso Geraci deve però accelerare la manovra se vuole passare il turno e creare ancora pericolo alla Super Giovane. C'è rimessa laterale. Ricordiamo che anche il ritorno di Coppa dello scorso anno nella Coppa Italia Promozione con il Geraci è stato più o meno così. Geraci che si era portato in vantaggio nel primo tempo, anzi erano 1-1, poi 5-1 e alla 90esima la zampata di Rosone che riuscì ad evitare il peggio e a portare la sua Giovane Castelbuono agli ottavi. Una partita mai scontata, forse per questo che viene ogni anno sorteggiata come turno di Coppa, primo turno, che quanto riguarda la distanza chilometrica sono quelle due squadre che quest'anno più lontane rispetto alle altre. Molte squadre del Palermitano, Aspre e Castelnuovo ha un girone veramente di ferro
punto di vista chilometrico. Calcio di punizione per il Geraci. Bonanno o Giannotti. Pericoloso Giannotti, nuovo acquisto del Geraci, ufficializzato in queste settimane, tanto si riscalda al russo. Nella super giovane. In 67esimo, Bonanno finta, adesso combatte la punizione, Fagone con un grande intervento e poi la conclusione che ci viene sul centro da parte di Soares. Tanto c'è un cambio, Biondo, tratti di Biondo, lascia il campo a Pardo. Anzi, lascia il campo Pappalardo ed entra Biondo. Cambio in mediana per la soluzione ragazzi. Va di lancio Fagone, poi Pappalardo dentro Biondo. Tutto questo al 68esimo. Torres con una grande giocata, Torres è tutto giù la speranza, anzi la Conate, che calcio di punizione per la Torres. Quando tocca il pallone Torres c'è quell'armonia, c'è quella danza sul pallone che fa venire voglia di guardarlo milioni e milioni di volte. Questo è per questo che gli argentini, i brasiliani, soprattutto l'America Latina, forgia così tanti talenti, proprio perché il calcio è un'armonia, non è uno sport violento, è l'armonia del calcio, insieme alla capoeira, la danza sul pallone, cose che in Italia non avremo. Conclusione da parte di Arenoso, che ha fatto girare il pallone, ma Caruso è stato intelligente. Attenzione, Arenoso recupera quel pallone, brutto fallo su Franco, pallone di Bonanno. Di salutare Salvo Geraci e da questo anno pieno di albanesi, passaggio giocare con Palermo, e Salvo Geraci è stato nella gara tra Accademia Trapani e Fulgatore. Prossima persona sulla giovane Castelborgo, squadra da non sottovalutare. Quest'anno è arrivata in semifinale di Coppa Italia, vincendo contro il Mister Bianco. Ricordiamo che questa fu anche la partita più importante della sua giovane Castelborgo, che riuscì con quel parziale, con il passaggio del Mister Bianco, ad accedere direttamente all'eccellenza, perché il Mister Bianco era già nella Serie A siciliana. Gonzales in profondità, la chiusura da parte di Mazzola, irreprensibile su quel pallone. 2006, corso negli allievi nazionali del Messina. Ricordo anche che li giocavano nel stadio olimpiato del Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela. Sì, lui è cresciuto lì,
arrivata la chiamata in eccellenza dal suo paese natio, Castelbuono, non poteva dire di no. Lancio a cercare Torres, Gonzalez, siamo giunti al 72esimo, siamo 3-3 sul giovane Castelbuono e Geraci, dato c'è un cambio, entra Pitanza, lascia il campo monumentale, il monumentale Santiago Torres, El Miño Torres, lo direbbe qualcuno. Pitanza entra al suo posto. Adesso Pitanza lo scorso a Santa Croce, 6 gol per lui. La maglia della formazione ragusana palermitano. Quest'anno vuole riconfermarsi di eccellenza, è stato